Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. E oggi sono sempre con Minecraft, con la serie sul mio mondo, e andremo a vedere due edifici del territorio internazionale. Uno di questi è la Cattedrale dei 12 Apostoli che visiteremo adesso. Questi due edifici sono di carattere religioso, parleremo del territorio internazionale dal punto di vista di lore, politica e tutto il resto quando andremo a visitare il Campidoglio e altri edifici di carattere politico. Oggi invece ci focalizzeremo sempre sulla religione e il primo edificio che stiamo andando a vedere adesso è la Cattedrale dei 12 Apostoli di Cristo, come ho detto. Questa cattedrale è stata fondata su questa reliquia della modalità sopravvivenza, che era appunto un mausoleo che è stato fondato in seguito alla morte del Papa, di Papa Pio V, che è stato nominato anche santo, dove le reliquie riposano su questa tomba, mentre qua era dove risiedevano anticamente, quando c'era ancora la modalità sopravvivenza. Ovviamente questa è tutta finzione, ovviamente, e in verità l'evento era semplicemente il mio amico che stava passeggiando alle pendici del monte e a un certo punto un creeper è esploso ed è morto, e in seguito a questo avvenimento ha costruito questo mausoleo. Però ovviamente quando parliamo di questo mondo stiamo parlando sempre di finzione e di cosa cioè questo di quello che vi potete aspettare in tutte le puntate, è sempre un misto tra immaginazione e quello che succede realmente. Comunque questo edificio è stato costruito in modalità creativa, ma era ancora una modalità creativa arcaica perché era stata adottata da poco e gli stili non erano ancora abbozzati del tutto, come potete vedere dal tetto piano e dalle facciate non troppo movimentate. Però si può subito notare che che i pavimenti sono molto dettagliati e anche più dettagliati di molti pavimenti appunto di Mosca oppure di altri edifici invece sempre della Russia, perché appunto questo edificio è stato comunque creato da questo mio amico e lui è più bravo appunto a fare i pavimenti e gli interni, quindi questa tenetela a mente come sua caratteristica. E questo è l'altare e dove ci sono le varie funzioni. Ovviamente è una chiesa, non è che è quello che si può aspettare. E altra cosa caratteristica è la cupola ellittica, che è stata ispirata ovviamente dalle cupole ellittiche che ci sono anche a Roma, ma questa cupola, a differenza di tutto il resto dell'edificio, l'ho costruita io perché era particolarmente ostico come costruzione, perché ovviamente già è difficile fare una cupola e figurarsi una cupola ellittica. Comunque questa cupola si incastra bene sull'edificio che c'era prima e anzi lo completa e gli dà uno slancio verticale in più. Comunque vediamo che si può anche integrare col resto del monte, e chi è di passaggio sulla parte più alta del monte può vedere l'interno della chiesa. Adesso passiamo subito per il Pantheon, anche se non c'è molto da vedere, però l'ho incluso appunto per rendere il video non troppo corto. E il Pantheon ovviamente è ispirato al Pantheon, quello della vita reale, però a differenza di quello reale questo è un po' un sacrario del dualismo tra guerra e pace. La pace come allegoria ci ho messo questa croce crociata, diciamo, un po', è un po' un controsenso, però dovete vederla come la vedevano nel Medioevo, ovvero la croce di Gesù e tutto il resto, la religione, che simboleggia la pace, e poi si può anche interpretare come la croce medica, ovvero quella che si vede sempre nell'ambulanza, eccetera. Invece dall'altra parte questo dovrebbe essere un soldato con una lancia, però ovviamente dovete avere molta immaginazione, come del resto qualunque cosa che vi farò vedere. Questa è la cupola, non è niente di che, e di qua c'è un piccolo santuario che è sempre ispirato un po', vabbè, alla Grecia e anche a Roma, questi santuari rotondi e con all'interno un po' di acqua, ma non è niente di che. Adesso andiamo a vedere come si presentava
dove dopo dove verrà fondata la cattedrale dei 12 apostoli, per farvi vedere un po' com'era il Monte Olimpo una volta. Rieccoci, e adesso siamo con quello che sembra tutt'altro mondo, ma in verità è il mondo molto molto tempo fa, ovvero intorno al 2014. Questo è appunto quello che abbiamo visto poco fa, ed era appunto il mausoleo dove sono seppelliti i resti. Ovviamente di differenza c'è questa gabbia metallica, però per il resto è lui. E potete vedere come si abbinava con il resto col resto del monte, e che era del tutto diverso. E ovviamente non c'erano i marmi, non c'erano le piazze, e appunto là c'è la casa principale dove c'era il magazzino dove tutti i materiali si convogliavano là. Questa è un'altra struttura che potrei raccontarvi in altri video, però la cosa che mi preme farvi vedere di quanto possa essere cambiato il mondo in così neanche tanto tempo, ma stiamo parlando di, diciamo, 2 o 3 anni. Diciamo, in 2 o 3 anni questo ambiente non si riconosce più, o praticamente ce ne sono pochissimi rimandi a quello che era prima, e invece come è diventato adesso è quasi appunto irriconoscibile. Comunque, da Antonov bene è tutto, passo e chiudo, e ci rivediamo al prossimo video.